Il sommario di questa settimana, un anno dopo la protesta. Deon, cosa aspettiamo ad andare in piazza? De Bona, neo presidente dell'autotrasporto. Ed infine Agordo, 7 aprile, incontro con i soci. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati come di consueto all'appuntamento con Impresa Diretta. A Cortina il meeting un anno dopo la protesta ha chiuso la settimana delle celebrazioni del 60° della fondazione dell'Unione Artigiani della provincia di Belluno, oggi Confartigianato Belluno. Nella perla delle Dolomiti sono giunti il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, e il presidente di Confartigianato del Veneto, Luigi Curto, per un bilancio dei risultati conseguiti nell'ultimo anno che ha registrato un cambio di governo e l'avvio di una serie di riforme che dovrebbe modificare di molto l'assetto dell'Italia. Questo appuntamento a Cortina per chiudere una settimana di festeggiamenti per il 60° compleanno della Confartigianato Imprese Belluno, e la scelta di Cortina perché abbiamo deciso in questa settimana di percorrere di fatto la provincia. Abbiamo iniziato a Feltre domenica scorsa, poi il compleanno vero e proprio l'abbiamo fatto a Belluno il 24, chiudiamo a Cortina come diciamo, rappresentanza di tutto l'Alto Cadore, quindi abbiamo percorso di fatto tutto il nostro territorio. Per il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, il bilancio di un anno del governo Renzi è a chiari e scuri, anzi ha affermato nel suo intervento a Cortina, più scuri che chiari. L'intervista la sentiremo nei servizi al termine di questo telegiornale, così come le considerazioni del presidente di Confartigianato del Veneto, Luigi Curto. Il tema delle riforme del futuro del bellunese è sempre sotto stretta sorveglianza di Confartigianato Belluno. Cosa aspettiamo ad andare in piazza? È questa la provocazione del presidente Giacomo Deon dopo la denuncia del presidente della provincia Daniela Larse Filon sulla carenza e mancata allocazione delle risorse alla provincia di Belluno. Per Deon è tempo di organizzare una mobilitazione generale di tutte le componenti sociali e di categoria bellunesi sulle cose essenziali che riguardano il territorio. Ormai la situazione è sotto gli occhi di tutti, ammonisce Deon, e le promesse vengono puntualmente tradite o rinviate. Siamo noi bellunesi che dobbiamo farci sentire, ma la nostra voce è ancora troppo esile. Intanto Deon aspetta dalla presidente Larse Filon una convocazione. Chi deve mettersi alla testa di una forte azione di protesta? È tempo di lasciar perdere gli indugi, tuona Deon, e di dare sveglia. Confartigianato Belluno c'è. È Daniele De Bona il nuovo presidente che guiderà la categoria autotrasporto conto terzi fino al 2016. Lo ha espresso il direttivo di categoria convocato per affidare la presidenza dopo l'improvvisa scomparsa di Mirko Vettori avvenuta lo scorso 26 febbraio. Il direttivo ha voluto ricordare quanto svolto a supporto dell'autotrasporto da Mirko Vettori, rimanendo un punto di riferimento per chi gli subentra. È mia intenzione seguire l'impegno di Mirko, ha dichiarato il neopresidente Daniele De Bona. Ho gli stessi obiettivi che aveva lui. Vorrei un settore dell'autotrasporto più tutelato e più regolare, con meno concorrenza sleale e abusivismo, con più rispetto per gli operatori e quindi con strade e infrastrutture adeguate, tariffe congrue, tempi di pagamento corretti e meno burocrazia. A fianco di Daniele De Bona, 2 i vicepresidenti nominati, Silvio Turrin di Feltre e Vittorio Bianchetta di Belluno. C'è anche il progetto Moses Wood, sedia per bambini a sistema modulare a incastro, realizzato dagli allievi della Scuola del Legno di Sedico, tra i finalisti del concorso per gli allievi delle superiori e dei centri di formazione professionale promosso da Gruppo Giovani Confartigianato Veneto, Regione Veneto, Veneto Sviluppo e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per aiutare i giovani a conoscere le aziende artigiane con la giacca dell'imprenditore. La finale è attesa per fine aprile. Infine un appuntamento per martedì 7 aprile ad Agordo, presso la sede di Confartigianato Belluno in via Garibaldi 15, si terrà l'incontro della giunta esecutiva con i soci di tutto l'Agordino. L'appuntamento è organizzato soprattutto per raccogliere osservazioni e proposte dei soci da inserire nel programma dei prossimi mesi dell'associazione.
L'informazione di Impresa Diretta termina qui, spazio ora ai servizi, non prima però di aver formulato a tutti i telespettatori di Telebelluno e agli ascoltatori di Radio Belluno, nonché ai soci di Confartigianato Belluno che ci ascoltano, gli auguri di buona Pasqua dalla redazione di Impresa Diretta e dall'associazione. Con un percorso di iniziative che ha attraversato idealmente l'intera provincia a testimonianza della presenza dell'artigianato sull'intero territorio bellunese, Confartigianato Belluno ha celebrato il 60° della fondazione dell'Unione Artigiani della provincia di Belluno, oggi Confartigianato Imprese Belluno, con una settimana di celebrazioni. Avviata domenica 22 marzo a Feltre, al Santuario dei Santi Vittore e Corona, con la Santa Messa celebrata da Don Mario Doriguzzi, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e il Lavoro e assistente ecclesiastico dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, è proseguita con il pranzo alla birreria Pedavena, allietato dalla musica del complesso I Ravioli Giganti. Giornata centrale dei festeggiamenti è stata martedì 24 marzo a Belluno, giorno in cui fu firmato l'atto costitutivo dell'associazione a Belluno con l'inaugurazione di una mostra storica dell'associazione presso la sede di Piazzale Resistenza 8 a Belluno e con il concerto al Teatro Comunale del complesso bandistico Città di Belluno, un omaggio all'intera cittadinanza della provincia con cui quotidianamente l'artigianato è in relazione. A Cortina d'Ampezzo, invece, sabato 28 ha chiuso la settimana dell'anniversario del 60° il meeting Un anno dopo la protesta, a cui sono intervenuti il segretario generale di Confartigianato Imprese, Cesare Fumagalli, e il presidente di Confartigianato del Veneto, Luigi Curto, per tratteggiare un bilancio dell'ultimo anno di attività sindacale di Confartigianato e dell'azione del governo. Oltre a ricordare i fatti, eventi e uomini che hanno scritto la storia di questi 60 anni, l'associazione ha voluto segnare il 60° pensando al futuro. Ha così lanciato la nuova organizzazione interna, denominata Confartigianato Persone Belluno Dolomiti, a cui fanno capo i gruppi sociali e i servizi quali il patronato INAPA e il servizio CAF. Si tratta di un'intuizione della Confartigianato nazionale già dal 2008, che è Confartigianato Persone, dare importanza alla persona oltre che all'impresa, perché l'impresa di fatto, soprattutto nel mondo dell'artigianato, sono le persone che la fanno e quindi questo dare importanza alle persone, che vuol dire la famiglia, vuol dire il collaboratore, vuol dire i nostri gruppi sociali, i giovani, ANAP, gruppo donne, imprenditrici, ci sembrava ormai doveroso per dare un ulteriore servizio ai nostri associati. Un anno dopo la protesta è il tema sul quale Confartigianato Belluno ha centrato i lavori del meeting tenuto a Cortina e per farlo ha chiamato i vertici nazionali e regionali della Confederazione. Un anno dopo la protesta, inteso come un bilancio della manifestazione in Piazza del Popolo a Roma di tutto il mondo della piccola impresa, quando al governo c'era ancora il premier Enrico Letta, ma anche un anno dopo la prima conferenza sulla montagna tenuta a Belluno, da cui è scaturita la legge regionale sulla specificità bellunese. Qual è il bilancio a un anno della manifestazione in Piazza del Popolo a Roma? Beh, di tante iniziative fatte da parte di Confartigianato, insieme spesso anche alle altre confederazioni di Rete Imprese Italia, per difendere il modello di sviluppo italiano fatto di piccola impresa, di impresa diffusa. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Renzi di mettere la partita della tutela del Made in Italy dentro le iniziative del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Non è stato fatto da parte del governo italiano, non si è arrivati, ma noi non desisteremo e continueremo la battaglia per la tutela del Made in Italy anche in tutte le sedi europee. C'è una grande partita che stiamo seguendo, che è quella della riforma del lavoro, e fino agli attuali schemi di decreti applicativi del Jobs Act possiamo dire che le specificità della piccola impresa e dell'artigianato sono state salvate. Grande importanza attribuiamo al decreto delle prossime settimane, che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane, per la
conferma della bilateralità tra gli ammortizzatori sociali su misura per le piccole imprese. A noi non serve la cassa integrazione costosa, noi abbiamo impiantato da 30 anni un sistema di bilateralità che vogliamo resti anche nel nuovo ordinamento lavoristico che uscirà dal completamento del Jobs Act. Dopo la prima conferenza sulla montagna dello scorso anno a Belluno, come si è tradotto l'impegno di Confartigianato verso il tema montagna e il fare impresa in montagna? Abbiamo detto allora, lo ripeto oggi, il tema non è tutelare uno svantaggio, operazione sempre complessa e poco simpatica. Molto più e meglio è tutelare le specialità, le specificità. In questo senso una provincia straordinaria come quella di Belluno, fatta di tante attività economiche inserite in un contesto naturalistico straordinario, ma dove tutto diventa più difficile per l'orografia del territorio. Ecco, questo sono la chiave con la quale noi, in termini di provvedimenti che riguardino la fiscalità, in termini di provvedimenti che riguardino l'incentivazione alle imprese, continueremo a far presente l'opportunità di adattare a queste specificità, a queste specialità. A Cortina si è parlato anche dello stato dell'arte e della specificità bellunese introdotta dallo Statuto della Regione Veneto e da attuarsi con la legge regionale numero 24 dell'agosto scorso. Un provvedimento di legge nato proprio su iniziativa e con il contributo di Confartigianato Belluno, grazie al libro bianco sulla montagna veneta. Ora, quanto può spendersi Confartigianato del Veneto sul tema? Sicuramente la Cordato del Veneto si era già spesa perché l'allora Presidente Beniamino Sartori abbia firmato il documento che dava l'avvio al riconoscimento della specificità, che ha dato poi attuazione dello Statuto regionale dell'articolo 25 che riconosce appunto la specificità della provincia di Belluno. Oggi il passo avanti è avvenuto grazie al libro bianco della montagna veneta. Io ero all'epoca presidente, ne sono orgoglioso di averlo editato, averlo presentato alle forze politiche regionali, di aver raccolto oltre il 60% dei firmatari della proposta di norma che è uscita, oggi è nero su bianco. Evidentemente come sistema di Confartigianato del Veneto faremo tutto il possibile perché questa, come tante altre istanze per il territorio del Veneto, siano tenute in doverosa considerazione, anche evidentemente in considerazione delle prossime elezioni regionali. Montagna bellunese, ma anche vicentina e veronese. Qual è l'impegno delle consorelle venete verso questo tema, alla luce anche di benefici inattesi che sono arrivati per quelle aree? Allora, innanzitutto devo dire che con le 3 province parzialmente montane abbiamo condiviso questo percorso libro bianco. Ne stanno beneficiando anche loro. Il libro bianco ha fotografato realtà completamente diverse. La nostra, questa bellunese di cui stiamo parlando, evidentemente è completamente diversa dal resto. Credo che una delle iniziative più importanti sia quella di utilizzare i nuovi strumenti dati anche dalle normative, ad esempio nel fare rete, no? Il sistema delle reti di impresa, specialmente nell'ambito montano, utilizzando quegli strumenti straordinari che sono il territorio per valorizzarlo anche attraverso la nuova normativa regionale, la legge 11 sul turismo, che deve vedere la sua nascita, la sua crescita e condivisa evidentemente in un territorio montano che è diverso dal resto del Veneto, pur considerando che siamo all'interno di una regione straordinaria che ha tutto e può essere sicuramente uno strumento straordinario e in occasione del prossimo Expo mondiale pubblicizzato e portato all'attenzione di una ribalta internazionale quale territorio fantastico dell'intero sistema mondiale. Un bilancio a un anno della prima conferenza sulla montagna dello scorso anno a Belluno. Un anno fa appunto a Belluno è stato celebrato questo importante evento, gli atti sono stati importanti, sono chiari e scuri, più scuri che chiari in questo momento, nel poter interloquire con il governo centrale. L'auspicio è che si possa arrivare a condividere attraverso tavoli di concertazione quelle che sono le realtà di ogni singolo territorio, perché ogni territorio è specifico, è talvolta atipico
e credo che creando condizioni di uguaglianza per territorio e messi un po' a fattor comune ci possa essere un fantastico rilancio per l'intero Veneto, che è stato fino a qualche tempo fa la locomotiva del nord-est. Termina qui Impresa Diretta. Per eventuali informazioni 0437 933 201. Ci rivediamo e risentiamo settimana prossima. Naturalmente le puntate sono anche in rete all'indirizzo www.confartigianatobelluno.eu, sezione Sala Stampa e quindi multimedialità. Rinnovata buona Pasqua.